Ok, allora Laura, adesso cerchiamo di fare questo tratto in salita con la spina di pesce. È importante far lavorare il piede nella maniera giusta, in maniera che lo spigolo possa darci sostegno, possa incidere la neve e fare in maniera che lo sci, vedi, non scappa. Non scappi giù. Sì, Ok, con le le braccia. racchettine mi aiutano, vero? Sì, i bastoncini aiutano, ci danno sostegno e vanno puntate all'indietro in maniera che se li punto troppo in avanti non Scivolo scappiamo, indietro, non certo. scivoli. Ok. Proviamo a avanzare. Ci proviamo? Ok Paolo, vado. Ok, Come sto andando Paolo? bene, molto bene direi. Bene, allora Paolo, ne approfittiamo anche per fare una chiacchierata. Allora spiegami, qui a Recoaro 1000 quanti sono i chilometri di questa pista di sci da fondo? Allora, l'anello totale è di 25 km. Si divide in 3 anelli, l'anello Sebese di 7 km e mezzo, che è quello più semplice, adatto ai principianti, l'anello Anghebe di medio-alta difficoltà, molto più tecnico, e l'anello Rove, quello è più impegnativo. Che È quello che stiamo facendo noi, no? Spero. no, questo è l'anello Sebese, questo è un tratto in salita, ci vogliono le salite anche nel Vero. facile per poi prepararci a affrontare anche gli altri anelli. Ma la cosa che mi spaventa di più, devo dirti, sono le discese. Proveremo a affrontare anche quelle sempre con la giusta tecnica, con la giusta posizione, vedrai che non sono così difficili ma sono molto divertenti. Ok, allora Laura, continuiamo. Un attimo solo. Rimani sempre sull'avampiede col Eccoci, busto sì. dritto e lavora col piegamento della caviglia. Ecco, Sì. una cosa importante che contraddistingue bene lo sci di fondo è che ogni movimento è prezioso. Anche il semplice movimento di mettere lo sci sullo spigolo è importantissimo. Quindi uno sport, una disciplina fatta, se vuoi, di dettagli, possiamo Fatta dire di dettagli, così? altamente tecnica, molto tecnica, perché comunque ha 3 tecniche: il pattinaggio, la tecnica classica e la tecnica di discesa, e all'interno delle tecniche ci sono moltissime coordinazioni adatte al tipo di terreno che andiamo ad affrontare. Allora Paolo, ci proviamo, continuiamo la nostra salita. So che ci sono in cantiere così delle idee per migliorare questo comprensorio sciistico. Sì, allora queste idee dovrebbero portare il salto di qualità che questo centrofondo merita. L'obiettivo è quello di lasciare libera la strada dove attualmente facciamo la pista di fondo che arriva a Recoaro 1000 e di fare un anello alternativo. Con questi lavori qua andremo sicuramente a dare un aspetto molto più ordinato e professionale al centrofondo, e andremo anche a sviluppare tutte quelle attività che adesso vanno alla grande, che sono le camminate sulla neve, le ciaspole, le rack e tutte quelle cose lì, insomma. Allora, Quindi io mi soffermerei Paolo, visto che qui davanti abbiamo uno scenario meraviglioso e so che tu sei un profondo conoscitore di queste montagne. Allora, qui davanti a noi che cosa c'è? guarda, qua abbiamo la catena delle 3 croci, quindi ti dico alcuni nomi così. Abbiamo la Cima Campo davanti, abbiamo il Mesole è quella montagna lì, la Bella Lasta, il Gramolon, quel monte là noi lo chiamiamo Siola, lo hanno nelle cartine leggi Monte Zevola, però noi lo chiamiamo la così. Siola. Poi più avanti trovi il passo della Lora, poi quel passo là, il Plische, quelle 2 montagnette che vedi, quelle 2 colonne là sono l'uomo e la donna. L'uomo e la donna, sì. E poi Poi vai avanti e trovi proprio il massiccio del Carrega, vedi quella parte tutta innevata dove c'è il rifugio fra Caroli, e la Cima Carrega che è la più alta, che è 2260 delle nostre montagne. E poi da qui mi dicevi Sì. che si vedeva il Pasubio, Sì. addirittura anche un po' dell'altopiano di Asiago. Un po' dell'altopiano di Asiago, e fino al Novegno abbiamo una corona di montagne che è straordinaria. Infatti questo posto è bellissimo da vivere anche, voglio dire, d'estate, no? Sì. Chi ama arrampicare qui davvero trova un paradiso, insomma. Guarda, solo per farti 2 nomi, Gino Soldà, che è stato nella prima spedizione del K2, certo, e Gianni Bisson, questi 2 alpinisti di fama veramente internazionali, e che
prima Gino e adesso Gianni stanno dando lustro alle nostre montagne. Allora Paolo, continuiamo, cosa dice? Provare A questo proseguire. passo, esatto, proviamo a fare anche la discesa. Ecco, ti faccio un piccolo appunto di storia, Sì. che non tutti sanno, neanche i requaresi. Sì, Qua a Requaro, dalla contrada di Fongara, abbiamo avuto i 2 campioni dello sci di fondo. 2 campioni dello Sì, sci di fondo. Luciano e Giuseppe Fantoni negli anni 40, morti giovanissimi per malattia. Giuseppe Fantoni è arrivato terzo ai mondiali di Cortina del 41 nella staffetta militare Hai capito? e nessuno lo sa, Nessuno lo sa. nessuno lo sa. E adesso proviamo la discesa, Paolo. Adesso andiamo a divertirci. Allora, come devo fare per non cadere? Ma anche qua seguiamo sempre le cose con la massima semplicità. Sì. Allora, stiamo sempre bene col peso sull'avampiede. Sì. Col busto, il busto deve rimanere dritto, Dritto. non dobbiamo buttarlo in avanti, altrimenti ci diventa più difficile a controllare lo sci. Sì. Prendiamo un po' di velocità, quando abbiamo un po' di velocità Cerchiamo apriamo di i aprire, talloni, sì, ok. mettendo lo sci sullo spigolo interno che farà da freno per fermarci oppure per trovare la velocità che desideriamo a fare. Ok? Va bene Paolo, sono pronta. In bocca al lupo Il lupo. o al maestro. Allora. Ce l'ho fatta! Ah, direi molto bene, brava. Sai che è un po' l'effetto anche per lo sci da discesa? Sai perché? Cerco di stare col, Sì. cioè tendo a stare col E ti sedere dico anche il motivo, non e quando fai spingere. discesa Sì. pensaci, perché è lo scarpone alto e ti dà sostegno ed è comodo appoggiarti lì. È vero, per quello. è vero. Tu devi avere sempre la sensazione di sentire il peso sull'avampiede. Il peso sull'avampiede. Qualunque quindi, sport fai, anche in di palestra, buttarsi, sì, stare in avanti. il segreto è sull'avampiede, ok? Buongiorno Laura. Buongiorno Stefano, piacere di trovarti, Piacere carissimo. mio. Ciao. Mua. Mua. Allora Stefano, come sono andata? Mi hai vista? Molto molto bene. Sono andata Meglio bene. di così non Vero? non si Perfetto, può ma è perché hai fare avuto un bravo ormai. maestro, hai Ma capito? sicuramente Paolo è un maestro eccezionale, vero. per cui onore al merito, anche Onore perché al è merito. quello che ha portato di nuovo lo sci fondo a Recoaro, per cui ecco, grazie a Grande lui. merito. Allora, Stefano Orsato, master di Nordic Walking, che però d'inverno Però d'inverno Mhm. fa sempre Nordic Walking, si arrangia con le rack che sono le cespoline, quelle Sì. piccole, e in questo momento stiamo costruendo il Nordic Walking Park più grande d'Italia. addirittura qui a Recoaro. Qui a Recoaro, sì, assolutamente qui a Recoaro, per cui stiamo costruendo assieme al Comune e alla Regione Veneto, e qua lo dico perché è giusto, grazie a Marino Finozzi, Beh, insomma, lo che ci ha diciamo. dato veramente una grossissima mano, questa cosa bellissima. E sì. quanti chilometri di percorso ci saranno? 80 km Oh, di percorso, 80 chilometri. 12 anelli, 80 km di Caspita. percorso e diciamo 8 sono al centro, 4 sono dislocati nelle nostre montagne, uno è proprio qui a Recoaro 1000, per cui passerà per le montagnole. E un percorso importante, una situazione molto importante per chi vuole venire a camminare a Recoaro Terme. Allora, quando dobbiamo venire all'inaugurazione, allora Stefano? Il 5 aprile, Quindi tra poco, pochissimo. tra pochissimo. Vi aspettiamo alle 10. Alle 10 per della cui mattina, benissimo. della mattina, Dove esattamente? Così diamo l'appuntamento agli Recoaro amici. Terme, piazzale Cabinovia, che è conosciuto così, Certo. anche se è chiamato in un altro nome, ma noi insomma lo ci conosciamo capiamo, tutti esatto, così tutti capiscono. E da lì partiremo con l'inaugurazione, ma soprattutto faremo conoscere i percorsi per chi vuole venire con noi, per cui avremo un istruttore per percorso e i nostri istruttori vi accompagneranno a fare questi giri, questi anelli. Che poi questo, oltre ad essere un posto meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, ha anche della storia.
abbiamo partecipato qualche settimana fa, per esempio, alla Chiamata di Marzo, che è una rievocazione sostanzialmente storica della tradizione cimbra che c'è in questo posto, pieno di contrade. Quante sono le contrade qui a Recoaro? Ma guarda, un numero preciso non lo so, onestamente mi sono perso anch'io, ce ne sono tantissime, basta girarci e vedere per esempio l'architettura cimbra di questa contrada. Questa è una cosa fantastica, i tetti e tutto quello che ci va dietro, il cannetto che adesso non c'è più sui tetti, ma perché non c'è più? Perché non cresce più, altrimenti un po' più giù qua c'era proprio una piccola palude con il cannetto, con tutto quello che ci andava dietro, e il cannetto serviva per far scivolare la neve da questi tetti, perché una volta la neve era molto più abbondante di adesso. Però dai, quest'anno non è andata male tutto sommato, dai, con la neve, allora, vero, dai. Ma qui a Recoaro 1000 dovete sapere che è interessante anche la proposta gastronomica, enogastronomica, ed è di questo che vi parleremo tra poco. Prima però la linea torna ad Andrea Marcato, che è sempre in provincia di Treviso, però questa volta ci parlerà di una mostra molto interessante.